Guardia giurata accanto alla polizia locale, prenderà il via a metà ottobre a Udine la sperimentazione sulle ronde notturne. Lo ha deciso la giunta Fontanini, che ha anche annunciato il ritorno del tram, sostituirà la linea 1 del bus. Hanno lasciato i due figli da soli su una panchina per compiere razzie nel centro commerciale. 2 udinesi trentenni, marito e moglie, sono stati arrestati dai carabinieri per furto aggravato e abbandono di minori. 300 colloqui di lavoro per una novantina di posti disponibili. Domanda e offerta di lavoro si incontreranno il 4 ottobre a Monfalcone per il Recruiting Day. Si parte dal settore navalmeccanico, ma la Regione pensa già al mobile. Visto il successo ottenuto e le tante richieste di nuove visite, la mostra Padri e Figli di Illeggio sarà prorogata fino al 21 ottobre. Ieri in visita 30 ambasciatori dalla Santa Sede hanno proposto la location per il loro summit internazionale. Ritornano i dubbi sulla mentalità dell'Udinese dopo il passo falso di Bologna. I tifosi delusi chiedono le 2 punte. Ora ci sono Juve e Napoli, se ne parla bianco-nero. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, che apriamo partendo dalle decisioni assunte questa mattina dalla Giunta Comunale di Udine. I cittadini chiedono più sicurezza, ebbene arriva la prima risposta. A partire dal 15 ottobre inizierà la sperimentazione sulle ronde notturne. Guardie giurate affiancheranno gli agenti della polizia locale. Il servizio. Sarà lunedì 15 ottobre, il primo giorno delle squadre della sicurezza a Udine. Le guardie giurate per 5 mesi fino a febbraio pattuglieranno zone ad elevata problematicità, proprietà comunali o le vie con locali pubblici dalle 18 alle 24, con 3 squadre da 2 uomini ciascuna in costante contatto con la centrale della polizia locale. In caso di problemi saranno proprio gli uomini del comando di via Girardini a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Saranno persone armate che lavoreranno in stretto contatto con il comando della polizia locale e di conseguenza con le altre forze dell'ordine. Non possono intervenire direttamente, a meno di casi particolari. Quello che devono fare è ovviamente una funzione di prevenzione, di tutela del patrimonio e della salute e quiete pubblica. Ovviamente quando si verificheranno episodi particolari, quello che devono fare è allertare le forze dell'ordine e quindi fare in modo che queste intervengano nell'immediato. Il Comune di Udine riprenderà la competenza in materia di polizia locale, che oggi è incredibilmente in mano all'UTI e quindi non alle dirette dipendenze del sindaco, quindi nell'attesa che torni la polizia locale, cosa che verrà a breve, quindi che si espletino tutte le procedure per assumere nuovi vigili, questa amministrazione ha deciso di intervenire immediatamente e di fornire in prima persona un supporto sul tema della sicurezza. E a proposito di sicurezza, la Polizia di Stato ha eseguito dei controlli nella zona di Borgo Stazione a Udine. Un cittadino pakistano di 33 anni è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. È stato trovato in possesso di 33 grammi di hashish vicino ad una scuola di via del Vascello. 16 le persone denunciate e sequestrati in tutto 50 grammi di stupefacenti. Ancora cronaca, versa in gravi condizioni un 67enne di Bagnaria Arsa, ferito in un incidente stradale accaduto a Gorizia tra la regionale 117 e la provinciale 8 mentre era in sella ad una moto Suzuki. Per cause in corso d'accertamento da parte della Polstrada di Gorizia, intervenuta sul posto con i pompieri, il pensionato si è scontrato con una Fiat Panda condotta da SM, 75enne di Gorizia. Trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara, il friulano MSS, le iniziali, è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. E ora altre notizie di cronaca nel prossimo servizio, a partire da questa notizia. Una coppia di genitori è stata arrestata dai carabinieri per furto aggravato in concorso e abbandono di minori. Avevano lasciato i 2 figli minorenni su una panchina per dedicarsi ai furti in diversi negozi di un centro commerciale. Vanno a rubare al centro commerciale Città Fiera di Martignac, lasciano i 2 figli a degli sconosciuti. A scoprire i 2 coniugi sono stati i carabinieri di Campoformido, comandati dal maresciallo Giovanni Sergi, che li hanno arrestati per furto aggravato e per abbandono di minori. La merce rubata, 1.400 euro il valore, è stata recuperata e restituita.
Doppio colpo a Magnano nella notte alla baita degli Alpini al bar del Bricofer. I ladri hanno forzato la porta e rubato soldi e salami nella baita degli Alpini. Amareggiato il presidente del circolo Luigi Rovaris, che ha chiamato i carabinieri. I ladri si sono introdotti poi nel bar del negozio Bricofer e hanno rubato denaro e alimentari. Indagano i carabinieri di Tarcento. Lite nella notte in una struttura ricettiva di Pradamano. I carabinieri di Pavia di Udine e Palmanova hanno trovato un 34enne marocchino e un 28enne italiano che si stavano spintonando. I militari hanno cercato di dividerli, ma sono stati a loro volta aggrediti e feriti. A quel punto i 2 uomini sono stati arrestati per resistenza. Fermato per un controllo alla barriera autostradale della A23 a Ugovizza un cittadino nigeriano di 36 anni residente in Austria. È stato pizzicato alla guida di una Corolla con un 22enne sudanese senza documenti. È stato quindi arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dai carabinieri di Tarvisio. Parliamo ora di una iniziativa che avrà come teatro Monfalcone il 4 ottobre. Si tratta del Recruiting Day. Domanda e offerta di lavoro si incontrano direttamente, una soluzione alla quale ha lavorato la Regione. Si parte dal settore navalmeccanico, ma c'è già un ulteriore obiettivo che riguarda il settore del mobile. 300 i colloqui di lavoro che si svolgeranno nel corso della mattinata, 90 i posti di lavoro disponibili. Domande e offerta di lavoro avranno la possibilità di incontrarsi giovedì prossimo 4 ottobre a Monfalcone per il primo Recruiting Day del settore navalmeccanico del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa è stata presentata oggi a Trieste dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dal Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint e dal rappresentante di Confindustria Venezia Giulia Michela Cecotti. Per l'intera giornata nel municipio di Monfalcone una ventina di aziende del settore navalmeccanico, che sono alla ricerca di 90 persone da assumere fra saldatori, carpentieri, elettricisti, coibentatori navali e ponteggiatori, faranno i colloqui ai lavoratori che presenteranno la propria candidatura. La mattina sarà riservata ai colloqui con 304 lavoratori che hanno perso o stanno per perdere il posto di lavoro per crisi industriali. Nel pomeriggio la selezione e i colloqui saranno aperti a tutti. La Regione inoltre, attraverso gli enti di formazione, offrirà ai lavoratori la possibilità di iscriversi a corsi di formazione e di riqualificazione professionale, organizzati per formare i profili professionali che le aziende stanno cercando. Partiamo già da quasi 100 offerte di lavoro che devono essere matchate con i lavoratori, ma non soltanto matchate, nel mezzo c'è la Regione che mette la formazione, quindi stiamo cercando di fare sistema tra istituzioni pubbliche, e penso alla Regione e al Comune di Monfalcone, tra soggetti privati e penso a Confindustria Venezia Giulia, per cercare di dare risposta alle esigenze occupazionali, ma anche, devo dire, aiutare la crescita economica della nostra Regione. Rispetto a questo sono convinto che potranno partire anche altri progetti in tutto il Friuli Venezia Giulia che possano seguire questo esempio e che possano dare risposte alle esigenze occupazionali dei nostri cittadini. Parte da Monfalcone, dal settore navalmeccanico, ma vuole estendersi ad altre aree della regione e ad altri settori produttivi, l'esperimento del Recruiting Day promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L'ha detto chiaramente il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha anche indicato nel settore del mobile uno dei primi nei quali proseguire questo esperimento, finalizzato a far incontrare domanda e offerta. L'indicazione del settore del mobile ha motivazioni chiare. È uno dei comparti che devono uscire il più rapidamente possibile dalla crisi degli anni scorsi e soprattutto è quello che sta perdendo l'artigianato di qualità, quell'artigianato che ha fatto conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Il Recruiting Day ha l'obiettivo di favorire sia l'occupazione che l'economia e far incontrare aziende e lavoratori in maniera diretta e immediata. Può essere sicuramente una modalità efficace per sostenere contemporaneamente aziende, lavoratori e quindi l'economia del territorio. La Regione intende farlo aggiungendo anche un altro elemento, la formazione per i profili professionali che le aziende stanno cercando. Può essere la strada giusta e i primi numeri resi noti oggi da Fedriga fanno ben sperare. 90-100 assunzioni già pronte a partire nel settore navalmeccanico del Monfalconese non sono bruscolini, equivalgono a un'azienda di piccole e medie dimensioni che apre i battenti. Restiamo nell'area dei cantieri di Monfalcone, questa volta però per una brutta notizia. Sono stati bloccati i lavori di costruzione di alcuni nuovi edifici nell'area dell'ex scalo del cantiere, questo per il rinvenimento di Eternit.
Fermati i lavori all'interno del cantiere di Panzano. Qualche giorno fa, infatti, durante le operazioni di scavo per la creazione di nuovi edifici all'interno dell'area dell'ex scalo, gli operai hanno rinvenuto materiale che sia a prima vista che poi, notando la gran quantità di personale in mascherine e con le tipiche tute bianche a girarsi continuamente nell'area del cantiere, sembra si tratti di Eternit. Ad operare nell'area è una ditta specializzata a cui Fincantieri ha assegnato l'appalto per il lavoro in base al decreto legislativo 81 del 2008, che consente di affidare non solo i lavori ma l'intera responsabilità del cantiere alla ditta affidataria per una gestione totalmente autonoma delle procedure. Del rinvenimento di Eternit è stata subito informata sia la Fincantieri che l'azienda sanitaria ed ora, molto probabilmente dopo l'inertizzazione doverosa al momento del rinvenimento, c'è da capire quali saranno i passi successivi, quanto materiale sia ancora nascosto sotto lo strato di cemento e soprattutto da quanto tempo il materiale sia lì. E anche se Fincantieri ha confermato il rinvenimento del materiale, che sembrerebbe essere amianto, resta da capire cosa succederà adesso. Il 1° ottobre del 2017 moriva il poeta Pierluigi Cappello, lasciando un grande vuoto. Un anno dopo lo abbiamo ricordato grazie ad un suo grande amico, Gianmario Villalta. Un anno fa moriva Pierluigi Cappello, il poeta di Gemona che ha conquistato il cuore di tanti con la sua storia e il suo talento in versi. L'edizione passata di Pordenone Legge si è aperta nel segno del poeta morto alla soglia di 50 anni, presentando il nuovo libro che ne raccoglie l'opera omnia. Lui ha saputo parlare non solo di se stesso, ma ha saputo parlare anche di altri, di noi e forse anche di una vicenda che riguarda tutto il Friuli, legando la sua propria a quella del terremoto, a quella della vita della montagna. E allora una lunga poesia come quella, no, che si intitola Parole povere, no, fondo che racconta la vita del paese, ma la tenacia con cui la vita del paese riusciva a mantenersi anche in una dimensione di povertà. Ma del Pierluigi Cappello uomo, oltre alle sue poesie, piace ricordare anche la sua piacevole compagnia e la sua grande amicizia. Manca quello splendido ragazzo che era capace di divertirsi veramente come pochi quando si stava insieme, che era capace di scherzare, di fare dell'ironia, perché l'intelligenza a volte ha anche la capacità appunto di trattare gli argomenti con ironia e soprattutto di un'accettazione della vita, di una gioia di vivere nonostante, che è quello che dovremmo imparare tutti, perché un nonostante ce l'abbiamo tutti, lui ce l'aveva molto grosso, questo nonostante molto difficile da affrontare, molto faticoso, però un po' di nonostante ce l'abbiamo tutti, anche quelli che sembrano più fortunati. Ecco, dare valore alla vita, saperla apprezzare, saperla rendere gioiosa nonostante. Sono nato al di qua di questi fogli, lungo un fiume. Porto nelle narici il cuore di resina degli abeti, negli occhi il silenzio di quando nevica, la memoria lunga di chi apporta. Dentro c'è il sole. A Udine potremmo rivedere il tram entro il 2019. L'idea dell'amministrazione comunale è infatti quella di sostituire proprio con il tram la linea 1 dell'autobus che porta dalla stazione all'ospedale. Potrebbe presto non essere più un ricordo sbiadito, in bianco e nero il tram a Udine, memoria di inizio Novecento. Infatti l'amministrazione comunale nei prossimi mesi studierà l'ipotesi di riportare il trasporto pubblico su rotaia in città, in particolare la tratta dalla stazione ferroviaria all'ospedale. È chiaro che è il mezzo ecologicamente perfetto, ha un scarso impatto ambientale e anche può dare dei risultati importanti come velocità, movimentazione e anche il numero di persone. Allora, qui ci sono varie ipotesi tecniche, i binari, quindi 2 rotaie o una monorotaia, o anche possibile l'alimentazione via aerea. Il tram sicuramente però arriverà dopo la fine del cantiere di via Aquileia. L'intera strada sarà infatti risistemata con la posa di un porfido nuovo e la ridefinizione della viabilità intorno a Porta Aquileia, con l'obiettivo di farne un'attrazione turistica. Ovviamente è una spesa importante, verrà fatto con materiale innovativo, ci sarà un sottostrato innovativo particolare dove è una caratteristica di questa amministrazione, cioè lavorare in un certo modo col controllo soprattutto dei lavori quasi quotidiano.
I lavori, che partiranno entro febbraio, dureranno almeno 7 mesi, con l'obiettivo di concludere la sistemazione del porfido entro l'autunno, per un importo di 900.000 euro. La mostra di Illegio, padri e figli, ha conquistato anche 30 ambasciatori della Santa Sede che l'hanno visitata proprio ieri, ipotizzando che quella possa diventare la sede del loro summit internazionale. Intanto è notizia di oggi che la mostra Padri e Figli doveva concludersi domenica prossima, 7 ottobre, sarà prorogata al 21 ottobre. Ne abbiamo parlato con il curatore, Don Alessio Geretti. Abbiamo avuto moltissime richieste di prolungamento da persone che non erano ancora riuscite ad approfittare dell'occasione. Delle volte, anche se sulla porta di casa ci sono meraviglie, la vita è così affaticata e convulsa che non si riesce a fare in tempo. E altri invece ne hanno parlato ad amici, a conoscenti, raccomandando loro di non perdere questa splendida meditazione d'arte e anche di vita che ci aiuta a pensare, non soltanto ci intrattiene con dei capolavori. E di fronte a tutto questo abbiamo interpellato i prestatori, i quali, devo dire, tutti concordi, hanno dato segno di essere fieri di partecipare all'avventura culturale di Illegio e senza neanche un attimo di titubanza hanno risposto: prolungate pure, fino al 21 ottobre le opere sono a voi affidate e attirate tutti quelli che potete. È molto confortante vedere la tipologia varia di persone che ritrova qualche cosa che gli tocca il cuore in quella mostra. Ci sono i giovani e gli anziani, ci sono gli intenditori d'arte e quelli che scoprono per la prima volta che l'arte può essere qualcosa di così interessante, di così avvincente e anche di utile alla vita. Ci sono famiglie intere, come diceva, e questo è un bellissimo segnale. Ieri, per esempio, sono stati da noi 30 ambasciatori di 30 paesi del mondo diversi, ambasciatori presso la Santa Sede, un gruppo di eccezione, ed erano incantati. Hanno detto che i summit internazionali bisognerebbe farli a Illegio. Avete dato disponibilità in questo senso? Certo, siamo già attrezzati. Un singolare e misterioso spazio museale è stato aperto al pubblico nelle valli del Natisone. Racconta degli antichi usi legati ai morti, si trova a Masseris di Savogna. Siamo andati a visitarlo per voi. Si chiama La Cantina delle Volte il misterioso ambiente che si nasconde nelle cantine di un'antica casa in pietra del piccolo borgo di Masseris, a Savogna, nelle valli del Natisone. A dominare l'ambiente è la grande tavola ricavata dalle rocce del vicino Monte Mataiur, un pianale la cui funzione è stata a lungo dibattuta, fino a far propendere gli esperti per una tavola da obitorio. Allora all'inizio si pensava che lì 100 anni fa o più ammazzavano il maiale, ammazzavano la mucca e lasciavano qua. Però non è così, perché questo in pietra, se facevano per quel lavoro, avrebbero fatto di legno. Poi, siccome sono uscite fuori altre voci, i cimiteri, qua c'era tanta gente, eravamo 400 persone, e quella volta non è che vivevano tutti fino a 80 anni, 50-60 anni, purtroppo tra malattie e robe così. La Cantina delle Volte, insomma, veniva usata per stendere e conservare le salme delle persone morte nei mesi molto freddi, in attesa della primavera, stagione durante la quale i defunti venivano portati nel cimitero del paese più grandi delle valli del Natisone, San Pietro, Azida in particolare. Si dicono gli anziani, che qua depositavano i cadaveri, i morti, finché non erano liberi i sentieri, e poi li portavano a San Pietro. Grazie al progetto Sborgsbirk, nato per far conoscere il passato dell'area transfrontaliera del Friuli, la cantina da qualche tempo è visitabile su richiesta a ingresso libero. Per i suoi 25 anni il Ceghedaccio si fa in due. Oltre al tradizionale appuntamento alla Fiera di Udine, oggi è stata presentata la Ceghedaccio Symphony Orchestra, che porterà i brani cult degli anni 70 e 80 nei teatri di tutta la regione. Data zero già fissata per il 7 dicembre al Giovanni da Udine. Il Ceghedaccio si sposta a teatro.
Sarà infatti il Giovanni da Udine a ospitare la data zero della Ceghedaccio Symphony Orchestra, nuovo progetto musicale di Renato e Carlo Pontoni, che ha l'obiettivo di portare le hit dance anni 70 e 80 nei teatri. Insieme a loro ci saranno il direttore d'orchestra Denis Feletto, Domenico Mason, maestro dell'Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, Walter Sivilotti, che sta curando gli arrangiamenti, e Stefano Amerio, titolare di Arte Suono. E la nascita di questa orchestra cade nel 25° anno dalla nascita del Ceghedaccio. Dopo 25 anni abbiamo pensato a questa cosa, però è una cosa che non tocca la festa tradizionale che ci sarà il 19 ottobre. Il 3 dicembre è data zero per l'Ed Music Play con la Ceghedaccio Symphony Orchestra, un progetto molto bello, ambizioso, emozionante che speriamo piaccia a tutti. Nella scelta dei brani vi siete trovati un po' di difficoltà perché ci sono veramente tantissimi brani che sono conosciuti, che sono noti, che sono famosi. In realtà questa scaletta è nata con 50 brani che sono praticamente troppi, impossibile fare, e piano piano abbiamo cercato di togliere qualcosa, siamo arrivati quasi vicino alla verità, però diciamo che ancora adesso abbiamo delle difficoltà a togliere perché sono tutti belli. I biglietti saranno disponibili online nella biglietteria del Teatro Nuovo. Per informazioni info@ceghedaccio.com. Si chiude con tanti segni più e con un bilancio decisamente positivo la 15ª edizione di Gusti di Frontiera. 850.000 le presenze stimate a Gorizia dal tardo pomeriggio di giovedì fino alla domenica sera. Stand che hanno esaurito ben prima di domenica sera tutte le scorte o che hanno dovuto eliminare dal menù qualche prodotto andato a ruba, strade e piazze affollate al punto che era difficile camminare, parcheggi e bus navetta pieni all'inverosimile, treni presi d'assalto. In totale sono stati venduti 1.406 kg di bistecche lombate, 70 di prosciutto e altrettanti di salame, 95 di lampredotto, 120 di salsiccia, 200 di porchetta e 10 di rigatino. Sono significativi anche i dati del Borgo Oriente, oltre 1.000 kg di kebab e 300 anche quelli di falafel serviti da Israele, 400 kg di riso, 600 di pollo, 1.000 di verdure, quelli cucinati nello stand degli indiani. Più di 350 kg di dolci palestinesi venduti e poi un'occasione anche per visitare la città a partire appunto dal castello. Durante le fasi di restauro di Villa Luise a Gorizia sono emersi elementi lignei settecenteschi. La Fondazione Coronini Kronberg ha iniziato le procedure per salvarle e poi valorizzarle. Il restauro di Villa Luise ha riservato un'inaspettata sorpresa agli addetti ai lavori. Il prestigioso edificio goriziano di proprietà della Fondazione Coronini Kronberg ha conservato segretamente fino ad oggi un'orditura storica settecentesca di grande valore, venuta alla luce appunto durante l'intervento di recupero funzionale in atto da fine gennaio grazie al contributo della Regione. Il ritrovamento, emerso durante la rimozione del tavolato del solaio nel sottotetto, ha destato piacevole stupore. La Fondazione Coronini Kronberg e l'Ater di Udine, incaricata di coordinare l'evento insieme ai funzionari della Soprintendenza di Trieste, hanno visionato l'area più volte in modo da decidere le strategie di protezione delle travi decorate per avviare poi nuove indagini storiche e stratigrafiche sugli intonaci del vano sottostante. Le imprevedibili e interessanti scoperte hanno imposto di rivedere e modificare in corso d'opera le scelte operative finora attuate. In un'ottica di interventi organici e di recupero complessivo dello stabile, in questa fase si è scelto quindi di procedere alla riduzione di alcune opere in appalto che altrimenti avrebbero interferito con le strategie di conservazione delle scoperte emerse. I nuovi ritrovamenti influiranno anche sulle scelte progettuali future. Le maggiori energie saranno convogliate nelle stanze al piano nobile e al solaio del sottotetto per conservare al meglio gli apparati decorativi esistenti, noti e scoperti di recente, a testimonianza della storia e del prestigio della villa, almeno fino a nuove auspicate scoperte. Grazie a un accurato lavoro di riqualificazione che lo riporterà all'originario splendore, lo stabile di largo Culiat 7 diventerà un incubatore per imprese culturali e creative. Complessivamente, grazie alla Regione, gli interventi di restauro possono contare su uno stanziamento di oltre 5 milioni di euro. A fine ottobre Grado farà da cornice all'esibizione delle frecce tricolori per la loro nuova stagione. Sarà l'isola di Grado ad ospitare le prove invernali della pattuglia acrobatica nazionale. Le frecce tricolori, infatti, dopo le varie esibizioni stagionali, necessitano di un periodo di prove non solo per verificare la validità e l'efficacia di nuove manovre ed acrobazie, ma anche per consentire il rodaggio di nuovi piloti e, in questo caso, anche del nuovo comandante. Per una decina di giorni il 313° gruppo di addestramento acrobatico sorvolerà ogni mattina le spiagge gradesi ed darà modo, specialmente ai numerosi appassionati presenti in zona, di godersi lo spettacolo fuori dai classici schemi degli air show.
Soddisfatto il primo cittadino Dario Raunia, che ne sottolinea anche la validità turistica. Ci è giunta una richiesta in tal senso, afferma il sindaco, e logicamente abbiamo immediatamente e ben favorevolmente accolto la stessa. Ad essere impegnati saranno principalmente la protezione civile, di supporto non solo via mare ma anche via terra, e il circomare, anche se va detto, nel periodo scelto dalle Frecce, ovvero l'ultima decade di ottobre, non c'è gran movimento nella porzione di mare di fronte all'Arenile. E siamo alla pagina sportiva, seconda sconfitta consecutiva per l'Udinese ieri a Bologna, e guardando avanti ci sono due partite difficili, quelle contro la Juve e contro il Napoli, temi che saranno affrontati questa sera in diretta a partire dalle 21 con Bianconero, ma sentiamo alcune anticipazioni con Francesca Spangaro. Sì, Alessandra, buonasera. È una brutta botta quella presa dall'Udinese ieri a Bologna, nessuno si aspettava un passo falso proprio contro la squadra di Inzaghi. È la seconda sconfitta consecutiva, ma se quella contro la Lazio era passata quasi indolore, anzi era stato comunque apprezzato l'atteggiamento della squadra, l'Udinese della ripresa ieri non è piaciuta affatto. Una battuta d'arresto che sì, ci può stare, ma due sono le cose che fanno paura, un po' i dubbi che tornano visto il recente passato, ma anche il calendario che l'Udinese ha davanti, perché ci saranno Juventus allo Stadio Friuli la prossima e poi dopo la sosta di ottobre il Napoli. Ne parliamo questa sera a Bianconero con mister Massimo Giacomini, ma anche con Massimo Giuri, Andrea Tosolini, Tita Pittini e poi con Monica Tosolini e i vostri messaggi da casa. Ci vediamo stasera alle 21. Noi invece ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, dunque non perdete l'appuntamento con Bianconero alle 21 e poi vi ricordo il primo appuntamento con l'informazione di Telefriuli domani mattina con ore 7. Buon proseguimento di serata, arrivederci. Collegati a telefriuli.it per seguirci in streaming e per rivedere tutte le trasmissioni. Per le notizie in tempo reale, il friuli.it e udineseblog.it. Continua a seguirci anche sulle nostre pagine social.